Ordinarie storie di burocrazia, regolamenti che cambiano e decisioni che lasciano perplessi i cittadini e chi gestisce attività economiche. Valentina Tiengo gestiva un B&B a Favaro, vicino all'aeroporto, voleva ampliarlo trasformandosi in affittacamere. Ora non può fare nessuna delle due attività perché Tessera non è considerato territorio con destinazione turistica come è accaduto quando venne aperta l'attività nel 2008. Abbiamo fatto un ricorso al TAR che per questioni tecniche non ci ha dato ragione e adesso faremo ricorso al Consiglio di Stato. La legge regionale sul turismo del 2013 ha cambiato tutto e ora Valentina non ha più il B&B e non può fare l'affittacamere. Per effetto della legge che dice che l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o in parte di essi aventi destinazione d'uso turistico ricettivo, molti affittacamere fino ad ora in regola rischiano di dover chiudere. Sono quasi 210-215 solo nel comune di Venezia. Poi dovremo mettere mano anche sulla città antica perché ci sono delle sentenze del TAR che sembra che tocchino anche la città antica. Ma tutto il comparto delle attività ricettive extraalberghiere si sente sotto tiro. Fra le norme penalizzanti c'è un contributo chiesto dall'INPS che prescinde dal reddito conseguito con l'attività. Impone un minimale di contributo ai bed and breakfast che hanno massimo in Veneto 3 camere, ossia chiede di pagare solo per il fatto di esistere 3.500 euro. 775 B&B in provincia di Verona, 585 in quella di Venezia e poi a scendere nelle altre province del Veneto. Ben 300 sui 585 della provincia sono nel comune lagunare, ma non ci sono solo questo tipo di strutture. Per quanto riguarda l'extraalberghiero c'è una miriade molto importante perché comprende appartamenti ad uso turistico, casa vacanze, affittacamere e tutta una serie di micro strutture ricettive che però difficilmente fanno comunque concorrenza agli alberghi.